L'emergenza coronavirus impatta direttamente sull'economia reale, con risvolti ancora difficili da comprendere, e genera un forte sentimento di insicurezza in larghe fasce della popolazione. Ma investire in maniera intelligente si può e si deve, anche e soprattutto in tempi di pandemia, per poter proteggere i propri risparmi. Su cosa puntare? Lo abbiamo chiesto a Domenico Barbieri, a capo di un team di consulenti finanziari che lavorano per il primo operatore di private banking italiano. Secondo me oggi dobbiamo accettare un grande cambiamento, perché il lockdown che c'è stato ha imposto un cambiamento veloce su tanti settori e io credo che ci sarà un cambiamento veramente epocale. Secondo me bisogna sfruttare quei trend che si sono creati legati al sostenibile, alle energie pulite, alla biotecnologia, alla tecnologia. Questo probabilmente avrà grande valore nel futuro. E quindi da questo punto di vista abbracciare con grande forza questi cambiamenti, perché o li abbracciamo, cioè in qualche modo li sfruttiamo, oppure li subiamo, no? Questo è il problema, che oggi magari molte persone sono molto incerte perché effettivamente non si rendono conto cosa sta succedendo. Barbieri, che con il suo team da Vicenza gestisce portafogli in tutto il nord-est, in carriera di crisi ne ha già viste molte ed è convinto che anche i momenti più critici si possano superare con un particolare strumento, la consapevolezza finanziaria. Senza cultura finanziaria, a mio modesto parere, non si esce dalle crisi. Impossibile. Noi aiutiamo il cliente a crescere, ad approfondire, ad analizzare quello che ha fatto, perché molte volte il cliente ha poca consapevolezza, oppure si ferma all'apparenza, oppure non ha la persona a fianco che lo aiuta a capire e a scegliere la miglior cosa che può, nel senso che da questo punto di vista noi prima di tutto siamo dei consulenti e quindi non è il problema è la scelta del prodotto o di che investimento fare, è veramente avere un'idea chiara di che abbiamo di fronte, quali sono le esigenze, quali sono anche le paure che ha, quelli che sono gli investimenti che vuol fare, quali sono quelli che sono i suoi progetti, sia personali che aziendali. È proprio nella figura del consulente finanziario che il cittadino può trovare sostegno e orientamento. Io seguo generazioni ormai, perché ho iniziato nel 1991, quindi qualche anno è passato. In realtà ho conosciuto veramente generazioni di famiglie. La cosa bella di questo lavoro è che sicuramente posso, in modo molto riservato, seguire interessi importanti delle persone, dei clienti e delle aziende anche, perché che vanno a toccare anche una delle cose più importanti che abbiamo, che è sicuramente il risparmio, gli investimenti e anche gli affetti a volte in questo senso e le nostre aziende anche. Dalla semplice apertura di un conto corrente, passando per una pratica di successione, fino ad operazioni complesse come la vendita di quote societarie, ogni situazione è gestita da un gruppo che comprende diverse professionalità e specializzazioni. Il mio team è fatto da professionisti che si occupano di più settori. Un cliente da noi oggi viene e può trovare risposta a una pluralità di argomenti. Non solo quindi un investimento finanziario o una scelta di un fondo, di una SICA o di una gestione, di un private equity, ma anche se ha problemi fiscali o problemi successori, oppure se ci sono anche da intraprendere azioni legate proprio alla vita di un'azienda. Quindi in realtà delle cose trova per ogni singolo segmento, trova il professionista che sicuramente fa capo a un gruppo di lavoro e in questo contesto c'è una grande condivisione quando abbiamo davanti problematiche complesse che possono essere legate a più svariati settori di attività o professionali.